Sì. Buongiorno a tutte e tutti, questa è la seconda conferenza stampa che ha ad oggetto una petizione contro la nuova autostrada del mare. Abbiamo preparato un video riassuntivo di pochi minuti, poi iniziamo con la nostra conferenza stampa. Ringrazio i presenti. Oggi ci troviamo al casello di Meolo, che è il punto di inizio della cosiddetta autostrada del mare, un'opera che dovrebbe collegare appunto il casello di Meolo a Jesolo con un'autostrada a pagamento che in gran parte andrebbe a essere costruita, diciamo, su una strada già esistente e quindi già pagata dai contribuenti. Quest'opera, a detta di chi l'ha progettata e di chi la vuole, dovrebbe eliminare o quantomeno limitare il traffico e le code verso Jesolo. Oggi con questo video dimostreremo innanzitutto la nostra opinione su quest'opera e il perché secondo noi quest'opera, oltre a costare molto, non serve praticamente quasi a nulla. Lascia o raddoppia era un vecchio programma degli anni 70. La Regione Veneto ha deciso di raddoppiare dopo aver proposto ai veneti Superstrada Pedemontana Veneta, l'autostrada, ricordo, più costosa al mondo, poco più di 80 km a 200.000 euro al chilometro. Adesso ha deciso di raddoppiare e il governatore Zaia, l'assessore De Berti e il buon contabile assessore al bilancio Calzavara vogliono proporci la via del mare per risolvere il problema del traffico iesolano, sia nella direzione trevigiana che nella direzione veneziana. Noi come Movimento 5 Stelle riteniamo che sia un'opera assolutamente inutile, lo sia per motivi ambientali, perché comporterà inserimenti invasivi di varia natura, lo sia perché è solo una partita di giro finanziario per accontentare SIS in qualità di società costruttrice anche di società pedemontana veneta, lo sia perché riteniamo che prima vadano fatte opere a Jesolo, in territorio iesolano e in località Cavallino, e poi occorra valutare se questa autostrada a pedaggio per di 20 km scarsi che dovranno pagare i cittadini, 20 km di cui 2/3 già sono strade pubbliche, abbia un senso da questo punto di vista. E come Movimento 5 Stelle oggi siamo qui a Roncade, che è uno dei comuni interessati al passaggio di questa via del mare, diciamo fortemente no a nessuna autostrada a pedaggio di questo tipo. Prima le opere di altra natura e poi eventualmente valuteremo. La Via del Mare è un progetto di superstrada che dovrà collegare l'autostrada A4 alla zona di Jesolo e del litorale veneziano. È un progetto che verrà realizzato in project financing. Project financing l'abbiamo già visto numerose volte in Veneto, si traduce in fregatura. Vi spiego perché. Abbiamo l'esempio veramente davanti a noi, che è Pedemontana Veneta. È stata realizzata in progetto di finanza proprio dallo stesso consorzio che è stato incaricato di realizzare la Via del Mare, ed è partita da un costo di 2 miliardi 258 milioni per arrivare a superare la cifra stellare di 13 miliardi di euro, cioè un costo sestuplicato, praticamente di più che non per la Salerno-Reggio Calabria, che è 4 volte più lunga. Questo progetto andrà ad essere realizzato sopra una viabilità che è già esistente, è già stata pagata dai cittadini. Una volta realizzato verrà data in concessione al soggetto concessionario, che farà pagare, ovviamente si farà pagare l'autopedaggi ai cittadini, che saranno costretti quindi, oltre ad aver pagato le proprie infrastrutture con le tasse, con le imposte, anche a doversi sobbarcare l'onere del pagamento del pedaggio. Diciamo stop, diciamo basta a queste speculazioni, basta a queste modalità di mettere le mani nelle tasche dei cittadini. La viabilità esistente, la viabilità che deve essere resa più fruibile, più fluida, più percorribile, ma questo deve avvenire senza accettare una speculazione di queste dimensioni, di cui tutti i vantaggi vengono poi a ricadere nelle tasche dei privati.
Nel 2024 parlare ancora di trasporto su gomma è assolutamente obsoleto. Dobbiamo puntare su una mobilità di tipo sostenibile, con minore impatto ambientale, minori incidenti e anche di impatto sul traffico. Ma per farlo dobbiamo poter parlare di trasporto su rotaia, cosa che non è stata presa in considerazione, ad esempio per quanto riguarda la via del mare da parte della Regione del Veneto. E proprio per questo vogliamo dare la possibilità a questi cittadini che stanno raccogliendo firme per una petizione da presentare al Consiglio regionale, la possibilità di farsi ascoltare poi dal Consiglio regionale, e quindi con una proposta mia di modifica del regolamento interno del Consiglio regionale vogliamo che ci sia l'obbligo da parte di questo di riferire sulle petizioni originate da una raccolta di firme da parte dei cittadini. Questo è il punto dove dovrebbe finire l'autostrada del mare, punto in cui c'è il tappo, quello che diciamo noi. Da sempre noi attivisti del Movimento 5 Stelle diciamo che prima di fare autostrade è bene fare la viabilità secondaria, ossia la bretella verso est che va verso la Pineta, e rafforzare la via Adriatico per arrivare alla rotonda Pichi e la via Roma destra che porta al Cavallino. Una volta potenziate queste due arterie ci si accorgerà che non serve fare l'autostrada del mare, perché qui c'è il tappo che non permette una viabilità fluida verso il centro di Jesolo e le spiagge. Privatizzare una strada pubblica vuol dire limitare la libertà di spostamento di tutte quelle persone che oggi usufruiscono gratuitamente di quella strada. Che conseguenze ci saranno quindi per i lavoratori, i cittadini comuni, le imprese e le attività commerciali che oggi sorgono lungo il tracciato della Treviso Mare, gratuito, e che in futuro, almeno da un certo punto in poi, diventerà privato a pedaggio? Eccoci qua, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio. Questo è il punto dove dovrebbe sorgere il casello di Jesolo e dove verosimilmente si formeranno ugualmente le code, nonostante l'autostrada del mare. E allora ci chiediamo tutti, ma qual è il motivo per cui a tutti i costi si vuole fare quest'opera? Usando una citazione direi: ragioniamoci sopra, anzi ragionateci sopra anche voi. E ringrazio anche l'ufficio stampa che ci dà una mano in questo senso, e vado a ringraziare anche gli ospiti qui presenti. Abbiamo Fabio Rossignoli, rappresentante del gruppo territoriale del Veneto Orientale, Valentina Manente, rappresentante del gruppo territoriale di Treviso Maggiore. Sono con me per la seconda volta perché, come dicevo in anteprima, depositiamo le ultime firme per una petizione popolare da più di 1000 firme cartacee. A latere ci sono anche delle firme online su una piattaforma web, ma queste 1000 firme di cittadine e cittadini dei territori rappresentati ci vogliono dire che ci sono tante persone che oggi la pensano diversamente, che sono contrarie a questa ulteriore opera su un territorio veneto, un'opera che tra l'altro si dice essere anche da parte di alcuni inutile, come questo imprenditore che lamenta anche il fatto che ci sarebbero nuovi piloni a 80 centimetri dal suo capannone. La via del mare sarà inutile e dannosa. Questo signor Augusto che ricorda: code per Jesolo solo 7-8 giorni all'anno, ma ci sono strade alternative. Questo per dire appunto che tra l'altro i costi dell'opera sono lievitati dal momento in cui si è pensato all'opera fino ai giorni nostri, che si parla di una cifra che arriva attorno ai 400 milioni di euro. Sappiamo che sono fondi interamente privati, ma sono fondi in project financing e quindi alla fine il concessionario andrà a rivalersi sui costi dei pedaggi che i cittadini e le cittadine pagheranno per usufruire di quest'opera. Di cosa si tratta? Questo intervento, a differenza di quanto si potrebbe pensare, riguarda solo una piccola parte di viabilità, diciamo,
nuova, perché sono all'incirca 6,5 km di viabilità in nuova sede, 1,5 km in affiancamento alla viabilità esistente e un asse complessivo che appunto si aggira attorno ai 19 chilometri. Collega più comuni, 2 province e 5 comuni. Roncade è in provincia di Treviso, Meulo, Musile di Piave, Sandona di Piave e Jesolo in provincia di Venezia. La petizione che hanno fatto i rappresentanti dei gruppi chiede sostanzialmente uno stop alla costituenda Via del Mare. Attualmente la nostra strada, la Via del Mare, è gestita da, come sappiamo, enti pubblici, è gratuita, molto utilizzata per gli spostamenti per lavoro e svago. Con la nuova gestione, la nuova Autostrada del Mare passerebbe ad una società privata per circa 40 anni senza benefici diretti per i cittadini, che si troverebbero anche a pagare un pedaggio. Da una parte i sostenitori del progetto dichiarano che l'autostrada ridurrebbe le code verso Jesolo, dall'altra invece i contrari ritengono che il traffico possa spostarsi addirittura altrove, creando altre congestioni. Inoltre sembra che recenti studi sul traffico confermino che quest'opera non risolverà il problema delle code nei punti in cui già oggi si formano. Gli attivisti locali del Movimento 5 Stelle vogliono quindi presentare, e oggi appunto arriviamo alla seconda fase, quella definitiva, in Consiglio regionale in Regione, una petizione chiedendo il completamento di infrastrutture locali a Jesolo, prima di prendere decisioni su una nuova arteria stradale. Essi sottolineano anche il potenziale impatto ambientale della costruzione e i danni per l'agricoltura, residenti e attività commerciali locali. In particolare viene evidenziato come il percorso dell'autostrada attraverserebbe aree agricole, portando a cementificazioni e conseguenze sulle strade comunali. Inoltre ci sono timori sulla sostenibilità economica, i costi, come abbiamo visto, sono lievitati in maniera esponenziale rispetto al preventivo originale del 2011 e la mancanza di un piano economico-finanziario definitivo solleva preoccupazioni circa chi sopporterà i costi di eventuali errori di valutazione. In sintesi, il progetto è visto con scetticismo dagli attivisti del Movimento 5 Stelle, da quei cittadini di cui oggi depositiamo le firme, che propongono alternative meno invasive e chiedono sicurezza sui reali benefici e le motivazioni che ci stanno dietro a questa infrastruttura. Dal canto mio avevo preparato e fatto votare naturalmente un emendamento alla PDA 87 per sostituire le parole altra infrastruttura strategica è la Via del Mare, collegamento con la 4 e Jesolo Litorale, per la quale è stata stipulata nel gennaio 2024 la relativa convenzione di concessione che prevede lo sviluppo della progettazione nel corso del corrente anno, conseguente conclusione dell'iter autorizzativo e la realizzazione dell'opera superstradale entro i successivi 3 anni. Questo era il testo originario, il mio emendamento, lo vedete sotto, proponeva invece la sostituzione con un'altra infrastruttura strategica, è il collegamento rapido via rotaia lungo l'asse Treviso-Jesolo litorale per decongestionare il traffico veicolare. Allora, dal nostro punto di vista non ci può essere ancora un concetto di nuove strade, di creare nuovo traffico, altre auto private che arrivano ai nostri centri. Questo per una serie di motivazioni, non da ultimo di carattere ambientale, ma anche di congestione di traffico, che non fa il paio, diciamo, con una visione di progresso e futuro come è nelle nostre corde. Quindi l'attenzione che secondo noi va data è quella prioritariamente di cercare di arrivare attraverso una ferrovia, la possibilità di arrivare appunto in treno alle località balneari e credo che sia del tutto fattibile anche per arrivare a Jesolo cercare di ipotizzare una soluzione in questi termini. Non sarebbero tantissimi chilometri, sicuramente costerebbe molto meno che realizzare una nuova
asse viaria di questo tipo, cioè autostradale, con minore impatto ambientale, minore inquinamento, minori incidenti stradali e tutta una serie di benefici invece per i cittadini. Si parla oggi di realizzare il mega ponte sullo stretto, quindi crediamo che ci siano, se c'è la volontà, anche le risorse per farlo in maniera tranquilla. Tra l'altro, dicevo anche nel video, queste petizioni oggi sappiamo che hanno un potere, diciamo, limitato, in quanto non è previsto da regolamento del Consiglio regionale un tempo per la loro approvazione e la loro discussione in Consiglio regionale, per cui a latere proprio di questa iniziativa, anzi prima di questa iniziativa, ho depositato una proposta di modifica del regolamento interno del Consiglio regionale per fare in modo che venisse inserita la possibilità, anzi l'obbligo, di riferire al Consiglio regionale circa la petizione con una relazione istruttoria entro 60 giorni dal deposito di questa petizione. Quindi anche l'obbligo della trasmissione alla competente commissione consigliare entro 30 giorni. Non possiamo più pensare che il cittadino abbia un potere limitato. La sua parola vale soprattutto e diciamo anche di più di quella di chi oggi lo rappresenta. Per cui ecco, la nostra idea era quella di fare in modo che le petizioni possano finalmente trovare una risposta all'interno delle aule del Consiglio regionale. Ora lascerei la parola alla rappresentante del gruppo territoriale di Treviso Maggiore, Valentina Manente, che ci spiegherà anche dal punto di vista degli attivisti, di chi oggi abita nella provincia, soprattutto di Treviso, essendo rappresentante di quel territorio, quali sono appunto gli aspetti critici relativi a quest'opera. Grazie Erika, buongiorno a tutti, sono Valentina Manente, rappresento gli attivisti del gruppo territoriale di Treviso Maggiore che raccoglie una parte dei comuni della parte sud di Treviso. Come seconda presentazione di firme, il lavoro è stato svolto da gennaio 2025 fino a tutta l'estate. E stando sul territorio abbiamo avuto occasione di parlare con i cittadini che sono preoccupati di due cose fondamentalmente. I comuni che una volta, prima della costruzione dell'attuale Treviso Mare, erano interessati dal passaggio costante di mezzi e di veicoli per lo svago estivo ma anche per il lavoro, sono preoccupati che costruendo la via del mare si ritornerebbe alla situazione precedente la costruzione dell'attuale Treviso Mare, quindi con un traffico pesante che attraversa paesi di piccole dimensioni, che crea disagio, che crea incidenti e che non permette una vita tranquilla per queste persone. Quindi non porterebbe neanche sviluppo in questi territori. L'altra questione che hanno sollevato parecchi cittadini è stata quella che la Treviso Mare è stata costruita con i soldi delle nostre tasse, quindi l'abbiamo già pagata, i veneti ora ne usufruiscono gratuitamente, ma è stata creata con quello che noi abbiamo versato, cioè più che io probabilmente perché ho iniziato a lavorare da poco, però chi ha i capelli più bianchi di me sicuramente ha già dato che basta. Ora si ritroverebbe per andare magari a fare una settimana al mare a versare ancora e a pagare un'altra tassa per poter passare su quella strada. Quindi di queste cose erano molto preoccupati. Poi vediamo quello che è successo quest'estate con le foto che sono su tutti i giornali degli ombrelloni mezzi chiusi, mezzi vuoti. Quindi ci chiediamo, ma vogliamo veramente aggiungere un'altra tassa che gli italiani dovranno pagare non solo per lo svago, ma ricordiamoci che ci sono anche dei lavoratori che magari da Treviso vanno fino a Jesolo a fare la stagione, fanno su e giù.
come si suol dire. Quindi loro si troverebbero a pagare quanto? La società che costruisce la Treviso Mare è la stessa della Pedemontana Veneta. Conosciamo la situazione dei pedaggi in strada Pedemontana Veneta. La nostra preoccupazione è fortemente improntata al lavoro e alle condizioni di vita che si potrebbero creare e alle conseguenze sulla situazione di molte famiglie e di molti lavoratori. Quindi chiediamo fortemente, grazie al lavoro del gruppo territoriale del Veneto Orientale che ci ha spiegato il progetto e le proposte di modifica della viabilità locale di Jesolo Lido prima di approvare il progetto della Via del Mare, e abbiamo lavorato a fianco al gruppo territoriale che segue quel territorio proprio per spiegare ai cittadini le possibili conseguenze di questo ulteriore project financing. Penso che abbiamo dato un grosso contributo, le persone ci hanno ascoltato, hanno voluto informarsi, sono passate ai banchetti, hanno letto più articoli online, hanno ragionato molto su questo progetto e ora molti che non lo conoscevano nel dettaglio sono più coscienti dei rischi ai quali vanno incontro, per cui ci hanno cercato, sono passati a firmare ai banchetti, ma hanno anche voluto lasciare una traccia online. La Via del Mare siamo convinti non risolve il problema, perché comunque alla fine si vede chiaramente dal progetto che sbocca alla rotonda Frova, dove si incanala tutto il traffico in entrata a Jesolo, quindi potremmo trovarci di fronte a delle conseguenze sociali ed economiche pesanti per non risolvere nessun problema, e questo a noi non va bene. Vogliamo una mobilità diversa, vogliamo considerare progetti diversi come la proposta della rotaia o del trasporto pubblico. Grazie per avermi ascoltato. Adesso lascio la parola a Fabio Rossignoli, rappresentante del gruppo territoriale Veneto Orientale. Buongiorno a tutti. Sono Fabio Rossignoli, sono il rappresentante del gruppo territoriale del Veneto Orientale. Nel nostro gruppo territoriale ci sono appunto tutti i comuni del Veneto Orientale, 4 dei quali sono interessati da quest'opera. Quindi a parte Roncade, Meolo, Musile, San Donà e Jesolo sono interessati da quest'opera. Allora, da dove partiamo? Partiamo dall'inizio, ovvero dal fatto che questa opera, come diceva Valentina, non risolve il problema. Immaginiamoci un imbuto, se lo allarghiamo prima, poi l'uscita rimane sempre quella e alla fine le macchine si incanaleranno sempre in quell'uscita che è proprio appunto l'imbuto. Cosa chiediamo noi? Noi non siamo per il no a prescindere, sia ben chiaro. Noi chiediamo solamente che prima vengano realizzate le opere secondarie in località Jesolo, ovvero la bretella est, che dovrebbe, da studi fatti, già decongestionare il 30% del traffico, e ultimamente è uscita anche questa proposta di allargare o di ristrutturare via Roma Destra, che è quella parte che va verso Cavallino. Una volta fatte queste due operazioni, ammesso e non concesso che siamo d'accordo di farle o meno, perché la nostra priorità è sempre la rotaia, ovviamente. Una volta fatte queste due opere, e apro e chiudo una parentesi, su via Roma Destra ci sono decine di alberi, vorremmo anche capire che fine faranno questi alberi, ma ripeto, una volta fatte queste due opere, poi probabilmente ci accorgeremo che l'autostrada del mare non è più necessaria. Quindi, ripeto, facciamole prima le opere, perché qualcuno dice sì, ma sono già state finanziate, sono già progettate. No, intendiamo realizzate, vuol dire realizzate, messe proprio in funzione. Dopodiché, ripeto, valuteremo se è il caso o meno di distruggere un territorio e dare una strada pubblica a un privato per cercare di risolvere un problema che magari è già stato risolto così. Allora, io mi sono segnato qualche criticità che può avere appunto quest'opera sotto forma di un elenco. Allora, intanto, come ho già detto, verrà fatta su un tratto di strada che è già pubblica, che abbiamo già pagato, e verrà ceduta a un privato che farà poi pagare i pedaggi. Quindi questa strada noi l'abbiamo pagata con le nostre tasse. 2. Va a tagliare un pezzo di campagna da Caposile, diciamo, a Jesolo, va in mezzo ai campi, taglia un pezzo di campagna con dei disagi. Immaginiamoci una proprietà tagliata in due da un'autostrada.
oltre al fatto che sono previste anche degli espropri, il che non è proprio una cosa così tanto piacevole da subire. Poi, le attività commerciali che sono sul tragitto, che adesso verranno, tra virgolette, tagliate fuori da questa autostrada, che fine faranno? Adesso io faccio un paragone che magari proprio non calza a pennello, però io ho presente il Fadalto, una volta c'erano ristoranti, bar e attività commerciali, adesso con i piloni e i cavalcavia dell'autostrada è tutto chiuso, è morto tutto. Poi qualcuno mi dice si eviteranno le code e quindi anche l'inquinamento avrà minore impatto. Beh, intanto le code ci saranno sempre, quindi a prescindere, anche se si fanno le opere a Jesolo ci saranno, perché quando ci saranno le frecce tricolori a Jesolo, per fare un esempio, puoi fare tutte le autostrade, tutte le corsie che vuoi, ma finché continuiamo a portare automobili, le code ci saranno sempre. La soluzione non è portare più automobili e allargare le strade, la soluzione è, come dice la consigliera Baldin, cercare delle alternative. Ok. E quindi per cercare delle alternative non bisogna guardare a domani mattina per prendere i voti in campagna elettorale, ma bisogna avere una visione più a lungo termine, ma questa probabilmente non porta a consenso elettorale immediato e quindi si cerca di fare quello che serve domani mattina. Quindi, ripeto, le soluzioni sarebbero le navette, sarebbero la ferrovia, sarebbero una rotaia che affianca tutta via Roma Destra, ad esempio, banalmente, e qualcuno parlandone dice sì, vabbè, ma queste sono cose che non verranno mai fatte, ma stiamo parlando di un ponte a una campata unica tra la Calabria e la Sicilia che costerà miliardi di euro e riteniamo una cosa futuristica 20 km di ferrovia e magari una monorotaia che fa tutto il litorale fino a Cavallino. Mi sembra un po' un controsenso questa cosa. Quindi ripeto, sì, va bene, le infrastrutture ci stanno, non diciamo sempre no, ma le infrastrutture vanno fatte guardando anche 20 anni avanti e non domani mattina. Poi dei costi non parlo perché abbiamo già avuto l'esempio di Pedemontana Veneta e la consigliera Baldin ne ha già fatto menzione prima, non abbiamo ancora dei costi certi e perciò con il project financing non sappiamo dove andremo a finire. E poi le opere accessorie che dovrebbero essere fatte attorno a questa strada in parte sono a carico dei comuni, i quali di certo non navigano in acque felici a livello finanziario. Quindi alla fine, per concludere, io mi pongo sempre queste 3 domande. 1. Vale la pena fare, e uso un termine colorito, tutto sto casino per 19 km di strada e forse risparmiare 10 minuti? Secondo me forse anche no. Ma soprattutto che senso ha iniziare una cosa dal tetto? Iniziamola dalle fondamenta, facciamo le opere a Jesolo, dopodiché magari ci accorgeremo che guarda caso non serve neanche l'autostrada del mare. Abbiamo risparmiato 400 milioni che diventeranno chissà quanti. E la domanda proprio chiave è, ma allora scusate un tanto, ma perché a tutti i costi si vuole fare quest'opera? Che peraltro dovrà realizzare lo stesso consorzio che ha fatto la Pedemontana Veneta. Allora, per questo, come diceva Erika, come diceva Valentina, abbiamo attivato una raccolta firme, abbiamo già consegnato diverse firme l'anno scorso. Queste firme ai nostri banchetti sono state poste da persone di tutte le parti politiche, anche persone che ci hanno detto che sono simpatizzanti di questa amministrazione regionale, hanno messo la firma contro quest'opera e quindi è una raccolta di firme trasversale, totalmente trasversale. Sono state raccolte ad oggi 653 firme che abbiamo consegnato la volta scorsa, altre 423 ne abbiamo consegnate oggi, cartacee, alle quali aggiungiamo, per il valore che possono avere anche solo simbolico, quasi 1000 firme online, per un totale di più di 2000 firme, più di 1000 cartacee e 1 migliaio online. Ora noi speriamo che questo serva a qualcosa, noi speriamo che la proposta di Erika di poter discutere tutte le petizioni in Consiglio possa essere accolta e speriamo che, ripeto, serva a qualcosa, anche se, a mio parere, io ho dei forti dubbi, visto quello che è successo in passato con i disastri economici e legali del Mose, con i costi della Pedemontana e non ultimo le Olimpiadi a Cortina, e si continua ad andare avanti imperterriti. Ho paura che questa petizione serva ben poco se non a dimostrare appunto che c'è anche chi la pensa diversamente
e speriamo che qualcuno ne tenga conto. Grazie. Grazie Fabio, grazie Valentina. È evidente dal nostro punto di vista che questa giunta regionale non ha un'idea chiara di infrastrutture, di cosa serve per la nostra regione. Se da un lato diciamo, sceglie questa soluzione per il litorale iesolano, che non è una soluzione, non è una vera alternativa al problema, dall'altro leggiamo sui giornali che per quanto riguarda un'altra arteria tristemente famosa come la Romea, si fa tabula rasa di quello che si è fatto fino ad oggi e si ricomincia da capo con incontri, progetti, sentendo i comuni, eccetera. Quindi anni e anni di tavoli, questi famosi tavoli che sono serviti a gran poco evidentemente, e ancora non c'è un'idea chiara di questa Romea messa in sicurezza, di come si vocifera e si parla da ormai svariati anni, almeno da 5 anni, 10 anni, da quando appunto l'assessore De Berti è competente per le infrastrutture e trasporti. Proprio invece sul trasporto pubblico locale, un'altra proposta che abbiamo fatto è quella di renderlo, diciamo, gratuito o a tariffa agevolata per i giovani. Crediamo che questo sia il futuro che ci dobbiamo prospettare, ovvero dare la possibilità alle nuove generazioni, fino magari ai 26 anni, di muoversi liberamente nel nostro territorio, come già succede peraltro anche in altre regioni governate dal centrodestra. Quindi non riusciamo a capire come mai non si voglia fare anche questo anche nella nostra regione, proprio perché noi abbiamo a cuore quello che è la parte, diciamo, vitale, giovane del nostro territorio, mentre qualcun altro forse pensa di più a bandiere e ad altre soluzioni che appartengono invece al passato.